Bene, buonasera e benvenuti. Seconda delle 3 serate musicali promosse dall'amministrazione comunale e organizzate dalla Proloco di Vittorio Veneto. Ieri sera abbiamo avuto il piacere di avere con noi il duo Michele Pucci e Giulio Venier, anzi Venier, considerato che è di origini friulane, che si sono esibiti sotto la loggia. Stasera abbiamo l'onore di avere con noi l'Orchestra Accademia d'Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento, e quelli che c'erano ieri sera avranno notato che la disposizione è diversa. Abbiamo deciso questa disposizione per un'acustica migliore per un'orchestra del genere. Non ho altro da aggiungere se non una citazione di un artista che io amo e che adoro, un musicista, Bob Dylan, che diceva: il bello della musica è che nonostante ti colpisca non senti dolore. Con questo io vi lascio, vi auguro una buona serata e buona musica a tutti. Grazie a tutti voi di essere qui questa sera. È una gioia vedere la piazza piena anche questa sera. A me spetta il compito di portare il saluto da parte dell'amministrazione e di fare tutti i ringraziamenti di rito. Ringrazio sicuramente l'orchestra Accademia d'Archi Arrigoni di San Vito al Tagliamento per essere qui questa sera. Ringrazio l'associazione Tetracordo di Vittorio Veneto per il contributo che ha dato importante a questo evento. Ringrazio l'Ufficio Cultura di Vittorio Veneto, sempre pronto a rispondere alle sollecitazioni culturali che nascono. Ringrazio ovviamente la Proloco, senza il cui braccio operativo non avremmo potuto mettere in piedi queste 3 serate. Ringrazio l'associazione Le Mamme di Ceneda perché sono sempre state presenti con noi, Don Graziano e la parrocchia di Santa Maria Assunta che ci hanno dato la possibilità di eseguire questo concerto sul sagrato e anche, se avesse piovuto, di poter entrare all'interno della chiesa. Ieri sera, come veniva già detto, abbiamo ascoltato un concerto di musica folk, un folk un po' particolare. E questa sera ascolteremo un concerto di musica classica di un Mozart particolare. Il titolo infatti è Mozart tra gioco e poesia. E infatti il Mozart che noi ascolteremo questa sera passa attraverso la giocosità della Sinfonia dei Giocattoli, attribuito questa musica però sicuramente divertente e coinvolgente. Passa attraverso la poesia della Serenata Notturna, brano musicale che è nella mente, nel cuore, credo, di ognuno di noi, è molto conosciuto, equilibrato, elegante, ma poi secondo me ritorna con il tema del gioco nel pezzo, credo, più interessante, almeno dal mio punto di vista, della serata, cioè il divertimento K522, nel quale Mozart, volendo fare la parodia ai compositori alla moda dell'epoca, ne fa un capolavoro perché quelli che erano e dovevano essere, secondo lui, degli accordi così dissonanti, particolari, in realtà lasciano trasparire dietro la mano del genio. La mano di un genio che riesce ad equilibrare perfettamente 2 aspetti secondo me fondamentali nella sua musica, cioè la leggerezza e la profondità. Buon concerto a tutti quanti. Grazie mille Assessore. Intanto è bello vedervi copiosi dopo tutti questi eventi qui insieme in questa piazza. Ovviamente dobbiamo dare i dovuti ringraziamenti all'amministrazione comunale e all'Accademia Tetracordo, ma soprattutto a voi che siete qui, che fate in modo che questo concerto avvenga, perché un concerto con soli musicisti non può esistere, esistono gli ascoltatori, che siete voi.
Allora, senza replicare le parole dell'assessore, immagino, io ringrazio l'assessore Uliana, ringraziamo l'amministrazione comunale tutta e il sindaco Miatto, soprattutto ringraziamo un fulcro che è l'associazione Tetracordo, un'associazione composta da un coro a 4 voci che si occupa di musica, che va dal 500 ai giorni nostri, e ringraziamo chi ha creato, ha aiutato a creare e porta avanti l'associazione, il presidente Giuseppina Darios. Vorrei un applauso per Giuseppina, che grazie a lei il coro esiste e prosegue la sua attività. Ovviamente servono i musicisti. I musicisti in questione sono i musicisti dell'Accademia d'Archi Arrigoni, un'accademia associazione culturale nata nel 2009 che si rivolge a giovanissimi talenti nell'ambito della musica da camera e orchestrale. Deve il suo nome ad un musicista, Gian Giacomo Arrigoni. Il presidente è Sante Fornasier e il direttore artistico il maestro Domenico Mason. È un'associazione che in particolare si occupa della formazione di giovani musicisti, della loro valorizzazione e del loro supporto tramite l'attività orchestrale, nonché dell'organizzazione del concorso internazionale Il Piccolo Violino Magico, destinato a giovani violinisti fino ai 13 anni. Quindi diamo spazio alla musica, non voglio ripetermi, l'assessore ha già espresso e spiegato qual è il fil rouge di questa serata, quindi vi dico che la prima sinfonia si chiama Fantasia per strumenti musicali, che alla fine del XVIII secolo venivano costruiti nella città di Berchtesgaden, in Baviera. Qui nascevano richiami per cucù, triangoli, tamburi, trombe e richiami per quaglie, che trovavano larga diffusione e portavano grande gioia. In seguito la composizione venne rinominata Sinfonia per bambini, Kindersinfonie, e per questo a suonare gli strumenti sono proprio i nostri bambini. Abbiamo la trombetta Matilde, tamburo Elisabetta, cucù Emma, usignolo Eleonora, racola Quaglia Elisabetta, triangolo Olivia, e il brano si articola in 3 movimenti: allegro, minuetto e trio, finale. Dirige maestra Maria Grazia Marcon.
Bene, avete ascoltato Kindersymphonie di Leopold Mozart. Un altro applauso a questi giovani musicisti bravissimi. Un pezzo divertente. Ora arriviamo a Eine Musikalischer Spaß K522, Wolfgang Amadeus Mozart. Ebbene, questo è il primo lavoro che Mozart compone dopo la morte del padre, avvenuta il 28 maggio del 787. Questo brano per 2 violini, viola, violoncello e 2 corni è noto anche come il Dorfmusikanten Sextett, cioè il sestetto dei musici paesani. Ed è la più geniale satira musicale mai composta. La satira è rivolta ovviamente ai colleghi di Mozart, ai musicisti di moda attivi nelle corti, vezzeggiati dai principi e applauditi dal pubblico, seppure la loro mediocrità. La parodia è grandiosa perché imita perfettamente, senza scadere nel grottesco, divertimento banale, ottuso nelle inutili ripetizioni dei temi e negli errori armonici. Nel finale viene persino tentata una fuga, ma il risultato è talmente goffo che l'unica chiusa possibile diventa la cacofonica sovrapposizione di 5 diverse tonalità nei 3 accordi finali. Mozart scrisse questo pezzo esclusivamente per se stesso, quindi non venne mai eseguito e non sarebbe stato compreso nemmeno dai diretti destinatari di questa presa in giro. Il brano si articola in 4 movimenti: allegro, minuetto e trio, adagio cantabile e presto. Dirige Maria Grazia Marcò.
Complimenti all'Accademia Rigoni
e a Maria Grazia Marcon, Eine Musikalischer Spaß K522, molto singolare, però è bello vedere qualche piccolo movimento a tempo dei vostri corpi. Mozart trasmette sempre. Adesso arriviamo all'ultima composizione, Eine kleine Nachtmusik K525, Wolfgang Amadeus Mozart, dell'agosto del 787. È uno dei capolavori assoluti del genere, un gioiello, tra l'altro, a Mozart, pochi fiorini che ora gli permetterebbero, con i diritti d'autore, gli permetterebbe di vivere serenamente tutta la vita. Dall'allegro introduttivo, candidamente solenne nel suo incedere alla cullante romanza, dall'amabile minuetto allo scorrevole rondò, tutte le frasi di Mozart hanno il potere di scolpirsi nella nostra mente, secondo un ordine e una linearità inimitabili. Sono in tutto 15 minuti di musica, ma è musica immortale. Accademia Rigoni, Maria Grazia Marcon.
Un ringraziamento all'Accademia d'Archi Arrigoni, complimenti, al maestro Maria Grazia Marcon, al Comune di Vittorio Veneto, a tutta l'amministrazione, a tutti voi che avete apprezzato, avete applaudito, e ai ragazzi che hanno suonato, che sono lì, le ragazze, ecco. Un applauso, che saranno il futuro e anche il presente attualmente. Brave ragazze. Venite qua. Un bel applauso, un bel applauso. Complimenti. Bene, ora la chiusura da parte dell'Accademia Tetracordo, un ringraziamento a tutti voi che siete stati qui ad ascoltare. Grazie e alla prossima. Buon ascolto.